Anche il segretario di Stato cardinale Pietro Parolin ha rivolto un appello per la scarcerazione del cooperante veneziano Alberto Trentini, detenuto a Caracas dal 15 novembre del 2024, e di tutti i prigionieri politici rinchiusi in Venezuela dal durissimo regime di Nicolás Maduro. Sabato a Roma ci sarà anche un sit-in a sostegno di questa richiesta da parte dei militanti venezuelani ed italiani, l'occasione per l'appello alla liberazione dei prigionieri politici ingiustamente detenuti in Venezuela è stata la Santa Messa che il cardinale Parolin ha presieduto in Vaticano dopo la canonizzazione dei primi due santi venezuelani da parte di Papa Leone. Nel frattempo si avvicina l'anniversario di un anno da quando il nostro connazionale è stato ingiustamente arrestato. Il coordinatore nazionale dell'Associazione Articolo 21, il giornalista Giuseppe Giulietti, sempre sulla Breccia, invita ad accompagnare vigilanti le trattative in corso per la liberazione di Alberto. In questi giorni è necessario tuttavia, alla vigilia di questo anniversario, muoversi tutti insieme con grande calma e con grande determinazione. Non compiere nessun errore, accompagnare le trattative che sono in atto. Giulietti ha le idee molto chiare. Continuare a illuminare quel carcere buio oscuro con un solo scopo: riportare a casa quanto prima Alberto Trentini, il resto non conta.